commerciale di Marghera, la polizia di frontiera e la Guardia di Finanza di Venezia hanno scoperto 23 kg di cocaina in una nave proveniente dal Mar Nero. 35 associazioni del mondo della voga e della vela in corteo acqueo per la sicurezza della navigazione in laguna, partendo dal luogo in cui in un incidente ha affondato una mascareta, ferendo 2 vogatrici. Dure prese di posizione della CGIL e del Partito Democratico dopo l'intervento della polizia locale all'incontro dell'associazione Luca Coscioni a Mestre per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito. Continua il dibattito sulla futura sede dell'autorità europea anticorruzione a Venezia, un fronte contrario all'ipotesi del distretto sociosanitario all'ex ospedale Giustinian. Condannata anche in appello la discoteca in cui 10 anni fa rimase ferita una donna di Mestre cadendo sulla pista da ballo, disposto un risarcimento di 40.000 euro. I resti di una villa d'epoca romana sono stati portati alla luce sulla spiaggia di Bibione. La struttura è unica per stato di conservazione, con strutture preservatesi in elevato anche a 2 metri d'altezza. Un mese di iniziative per le donne a marzo tra Venezia e Mestre. La Presidente del Consiglio Comunale, la donna si sta facendo spazio anche in ambiti lavorativi che prima erano prettamente maschili. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Dunque partiamo dal maxi sequestro di stupefacenti al porto commerciale di Marghera. La polizia di frontiera e la Guardia di Finanza hanno scoperto ben 23 kg di cocaina in una nave che proveniva dal Mar Nero. Sul mercato dello spaccio avrebbero fruttato oltre 4 milioni di euro quei 23 kg di cocaina nascosti in un borsone parzialmente immerso nell'acqua ferruginosa sul fondo del vano di ispezione impianti di una nave cargo ormeggiata nel porto commerciale di Marghera. La polizia di frontiera e la Guardia di Finanza di Venezia li hanno scoperti con l'aiuto delle unità cinofile dopo che il comando della motonave aveva segnalato la manomissione dello sportello di accesso al vano. Proveniente dal Mar Nero e destinata al trasporto di rinfuse, la nave cargo battente bandiera maltese era arrivata a Marghera dopo aver toccato vari porti della Turchia e della Grecia. Lo stupefacente è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Possibile che almeno una parte fosse destinato al mercato veneziano e mestrino. Questo è un segnale importante di lavoro interforze, che oggi la Guardia di Finanza abbia fatto questo maxi sequestro. Stiamo lavorando sul territorio in maniera assidua, stiamo cercando di contrastare il più possibile con tutti i mezzi il contrasto allo spaccio degli stupefacenti e della droga. Tra gli epicentri dello spaccio mestrino, Via Piave è stata recentemente percorsa da un corteo di migliaia di persone che chiedevano legalità. La situazione non è facile e da mesi le forze dell'ordine hanno rafforzato la collaborazione e i controlli in un'ampia zona della città. Proprio ieri è stato arrestato da parte della polizia locale e portato oggi davanti al giudice un nigeriano spacciatore. Oltre al fatto di 32 espulsioni che sono state fatte in questi mesi, che ha dato un forte segnale nel territorio. Un corteo acqueo invece per la sicurezza della navigazione in laguna di Venezia è stato organizzato oggi da 35 associazioni del mondo della voga e della vela, partendo dal luogo in cui proprio in un incidente c'era stato l'affondamento di una mascaretta e il ferimento di 2 vogatrici. E soprattutto quello che manca è il controllo delle barche che circolano in laguna, cioè non c'è la volontà di gestire il traffico lagunare. È 50 anni che lo stiamo dicendo, ma ancora non si verifica nulla. A poco più di un anno dalla manifestazione contro il moto ondoso in bacino San Marco, le 35 associazioni di voga e vela del gruppo Insieme si sono nuovamente ritrovate in un corteo acqueo partito nei luoghi che sono stati recentemente testimoni di un tragico e, secondo le associazioni, prevedibile incidente che ha portato all'affondamento di una mascareta e al ferimento di 2 vogatrici. Gli incidenti si fanno sempre più frequenti, questo è da porre all'attenzione perché appunto altrimenti le nostre tradizioni verranno sempre più a scomparire e questo forse è un danno anche al turismo, non soltanto al mondo sportivo. In una città che vive sull'acqua è un diritto per i nostri ragazzi poter vogare in sicurezza, quindi imparare gli sport acquei che sono da sempre parte integrante della tradizione dello sport veneziano. Le associazioni di voga e vela si battono per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
Il corteo ha attraversato il canale dei Marani, dove è avvenuto l'incidente, terminando all'imbocco del Rio di Cannaregio. Un corteo che non vuole essere solo una manifestazione di solidarietà verso le 2 vogatrici ferite, ma che intenda essere anche l'ennesima presa di posizione contro una situazione di scarsa sicurezza in laguna provocata da pochi e in violazione alle disposizioni in materia. Un successo l'abbiamo già ottenuto di immediato perché abbiamo incrociato i taxi che andavano pianissimo e già questo per noi è una cosa di gran soddisfazione. Poi naturalmente questo è l'inizio, a questa seguiranno altre manifestazioni, ovviamente altre vogate e dopo ovviamente non mancherà una pressione nei confronti degli organi competenti perché si attuino quelle disposizioni che possono consentire a noi di vogare, ad altri di lavorare e tutti insieme di vivere tranquillamente e beatamente. Incidente stradale con fuga dell'automobilista che lo ha causato ieri sera a Pellestrina. Una donna in bicicletta è stata centrata verso le 19:30 da un automobilista in località La Mara. Il conducente dell'autovettura ha poi proseguito la sua corsa senza fermarsi. È stato qualche minuto dopo un altro automobilista ad arrestare la corsa, vedendo la donna a terra, ad allertare i soccorsi. La ciclista di 49 anni è stata trasportata dall'equipe del 118 all'ospedale civile di Venezia e questa mattina è stata sottoposta a un intervento chirurgico ortopedico, avendo riportato la frattura di una spalla e del bacino. Rilievi in corso da parte dei carabinieri di Pellestrina e della polizia locale del Lido. Voltiamo pagina, è ancora polemica sull'intervento della polizia locale durante un incontro dell'associazione Luca Coscioni a Mestre per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito. Dure prese di posizione della CGIL e del Partito Democratico. Come CGIL di Venezia, ieri abbiamo espresso la solidarietà a Marco Cappato e agli attivisti dell'associazione Luca Coscioni. Erano in piazza a Mestre a raccogliere le firme su un tema molto delicato come quello del suicidio assistito. E purtroppo lui e gli attivisti sono stati identificati dalla polizia locale. Ha lasciato uno strascico polemico la tappa mestrina di Marco Cappato. Ad un mese dall'avvio della raccolta firme per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito, assieme alla cellula veneta dell'associazione Luca Coscioni, Cappato ha tenuto il punto sulla campagna Liberi Subito per la regolamentazione dell'aiuto medico alla morte volontaria in 2 incontri a Padova e a Mestre. Ed è proprio a Mestre che è avvenuto quello che in un comunicato dell'associazione è stato definito un improvviso e ingiustificato controllo della polizia locale che ha prima interrotto il dibattito non violento e poi identificato sia gli organizzatori del banchetto che i titolari dell'esercizio commerciale che ospitava l'iniziativa. Un atteggiamento che ci pare lontano dalle esigenze della città. La città, come hanno chiesto i 6.000 manifestanti, ha bisogno di più attenzione, più presidio del territorio e il Comune di Venezia non può fare questi atti che sembrano intimidatori su battaglie invece che sono di civiltà, su cui la possiamo pensare diversamente ma che non possono certo avere segnali di repressione. Secondo Monica Sambo, segretaria del Partito Democratico di Venezia, è inconcepibile che il Comune sostenga di avere pochi vigili e poi li utilizzi per identificare liberi cittadini che si battono per i diritti sociali. Esprimendo massima solidarietà all'associazione Luca Coscioni e a Marco Cappato, il segretario generale della CGIL di Venezia, Daniele Giordano, si è augurato che le forze dell'ordine dimostrino lo stesso zelo anche in altre occasioni. Speriamo che il Comune abbia la stessa attenzione con quelle forze sociali che invece non si riconoscono nella Costituzione e non fanno certo iniziative pacifiche e che spesso, troppo spesso, vengono lasciati liberi invece di agire. E continua a Venezia il dibattito sul luogo che possa ospitare la sede dell'Autorità Europea Anticorruzione. In città si è formato un fronte contrario all'ipotesi dell'ex ospedale Giustinian come sede del distretto sociosanitario. Noi non possiamo tollerare che un pezzo importante, storico, filantropotico come quello del Giustinian oggi venga regalata ad una funzione importante. Però questa funzione può essere sicuramente ospitata in altri luoghi. Come possibile futura sede dell'Autorità Europea Anticorruzione, c'è anche chi ha lanciato l'ipotesi dell'area che oggi ospita il Tribunale di Rialto, visto che presto sarà abbandonata dalla magistratura. Che invece la Regione abbia lanciato la candidatura del Giustinian, in parte attuale sede del distretto sociosanitario, a Venezia genera più di una preoccupazione. Significherebbe perdere un pezzo di vita della città, fa riferimento ad un bacino d'utenza che riguarda il sestiere di Dorsoduro, Giudecca, eccetera. Per cui, e poi si parla sempre di servizi che siano a chilometro zero
per i settori produttivi, a maggior ragione per i servizi pubblici. A fine maggio quasi 4.000 persone firmarono e consegnarono in regione una petizione contro il trasferimento dei servizi sociosanitari del Giustinian. Fatto salvo che tutti tifano per la candidatura di Venezia ad ospitare un'importante istituzione europea, c'è chi si chiede perché debba avvenire al posto di un servizio pubblico. Secondo Nicola Funari, già amministratore straordinario dell'ULSS di Venezia, ci sono due possibilità. Si può dare un po' dell'ex ospedale Giustinian e fare contemporaneamente, lasciare la casa di comunità là e fare anche gli uffici, oppure la regione potrebbe, siccome ha messo in vendita Palazzo Balbi, dare Palazzo Balbi. Secondo il presidente della regione Luca Zaia, la candidatura del Giustinian non comporta la fine del servizio sanitario. Ma non è che smontiamo un ospedale, e alla fine stiamo parlando di qualche locale, visto e considerato che oggi è disponibile, ma questo non vuol dire che noi smantelliamo la sanità in città, lo abbiamo dimostrato con i fatti in tutti questi anni. Arriva in Consiglio regionale la vicenda dei 6 lavoratori del gruppo Argenta impiegati al bar dell'ospedale civile di Venezia che hanno ricevuto la lettera di trasferimento da fine marzo con nuova sede a Milano. Secondo il consigliere regionale del PD Jonathan Montanariello, che ha espresso vicinanza ai lavoratori chiedendo alla regione di intervenire, bisogna, dice, soprattutto scongiurare due cose: la chiusura definitiva del bar, servizio prezioso per l'utenza, e che tutta questa operazione non preluda a un passaggio di gestione che rischia di lasciare a terra i lavoratori. È stata trovata priva di vita giovedì sera nella casa del quartiere di Città Giardino dove viveva con la madre una studentessa di 23 anni, Livia Magani, studentessa della facoltà di lettere, figlia dell'ex soprintendente alle belle arti, al paesaggio e all'archeologia di Padova, ora nuovo soprintendente di Venezia, Fabrizio Magani. La ragazza è stata trovata esanime nella sua camera. Purtroppo, nonostante l'intervento del SUEM 118, per la giovane non c'è stato nulla da fare. Condanna anche in appello per la discoteca in cui 10 anni fa rimase ferita una donna di Mestre. Sentiamo cosa hanno deciso i giudici. La vicenda risale al 2012 e oggi si arricchisce di una nuova puntata giudiziaria. Una donna di Mestre di 66 anni era scivolata sulla pista da ballo bagnata dai cocktail e si era rotta il polso e un piede. Ora il locale della Movida Trevigiana, casa di caccia, è stato condannato anche in appello a risarcire con oltre 40.000 euro la donna, ma la battaglia della vittima dell'incidente non è ancora finita. Infatti la società che gestiva il locale notturno di Monastier è stata messa in liquidazione e proprio all'indomani della sentenza è stata pure cancellata. La donna dovrà quindi intraprendere un'azione fallimentare per recuperare gli oltre 40.000 euro di risarcimento stabiliti in ben 2 gradi di giudizio, che però di fatto sfiorano i 60.000 euro, contando anche le ulteriori rivalutazioni e le spese legali. La colpa del locale, secondo i giudici, è stata quella di non aver ripulito la pista da ballo, resa una saponetta dai cocktail versati dai presenti. Proprio l'effetto scivoloso ha fatto cadere a terra la donna, che si è ferita, riportando un'invalidità permanente dell'11%. 27 missioni in 2 anni di attività. L'idroambulanza costiera veneziana Alfa Charlie ha dato la propria disponibilità a partire per il Mar Mediterraneo e soccorrere i migranti. Il dramma di Crotone è una cosa che ha scosso un po' tutte le coscienze, sia di noi del settore marittimo, quindi chiamiamoci addetti ai lavori del mare, ma di tutta la popolazione italiana. Se ci chiamano siamo pronti perché siamo testati in 2 anni di esercitazioni al nostro interno, esercitazioni complesse con le forze dell'ordine e la Guardia Costiera e anche attività operative come è stato il Bomba Day o altre situazioni dove abbiamo dovuto proprio dare il supporto sanitario che è indispensabile quando vi sono delle operazioni con ordigni esplosivi. Dopo 27 missioni in 2 anni nel mare Adriatico, l'idroambulanza costiera veneziana Alfa Charlie, comandata dal manager nautico capitano Nicola Odoardo Falconi, è pronta a pattugliare con la sua equipe medica anche il mare Mediterraneo centrale, nelle rotte battute dai migranti per portare assistenza e soccorso ai naufraghi del mare. Chi salva una vita salva un mondo. Anche questa nostra piccola attività può dare un contributo all'incolumità, alla salita soprattutto del cluster marittimo. Noi siamo orgogliosi e questa fatica non si sente. E la novità è una termocamera FLIR ad altissima risoluzione che consente, in base alla differenza termica, di individuare per esempio una testa di un naufrago sulla superficie del mare di notte o con nebbia. Ma perché un imprenditore marittimo arriva ad armare un'idroambulanza?
La dotazione aziendale prevede un'idroambulanza costiera medicalizzata, quindi con medico e infermiere professionale, oltre all'equipaggio tecnico. Era un peccato impiegare magari 30 giorni all'anno e quindi abbiamo voluto, con un gruppo di medici, offrire questa infrastruttura a disposizione del cluster marittimo e quindi per gli altri 11 mesi all'anno cercare di fare qualcosa di bene. Nel presentare le iniziative di Marzo Donna a Mestre è emerso come la figura femminile si stia facendo spazio anche in ambiti lavorativi che prima erano prettamente maschili. È stata aperta la strada a una nuova stagione delle donne. Una stagione che le vede protagoniste anche nella vita politica, come non era mai accaduto. Dalla Presidente del Consiglio Meloni alla neosegretaria del PD Schlein. Ne ha parlato la Presidente del Consiglio Comunale veneziano a margine della presentazione delle iniziative di Marzo Donna. L'abbiamo ricordato anche nelle nostre iniziative quanto la donna sia un valore aggiunto in tutta la società, è il motore del mondo, quindi noi vogliamo valorizzarla con le nostre iniziative. Io devo doverosamente ringraziare le tante associazioni, istituzioni cittadine che ogni anno con grande dedizione portano all'attenzione della cittadinanza i grandi temi che riguardano proprio le donne, e tra questi temi insomma faremo dei focus anche sulla violenza di genere. Forse un po' di vento è cambiato, Giorgia Meloni forse ha cominciato a rompere quel famoso soffitto di cristallo di cui da tanti anni sentiamo parlare. Elly Schlein lo stesso, con l'ultima nomina alla Corte di Cassazione sicuramente, forse qualcosa comincia a cambiare finalmente. E anche alla luce di questo il CIF ha organizzato un corso per favorire la comprensione del fenomeno delle campagne elettorali, vista la poca partecipazione al voto negli ultimi tempi. Il Comune di Venezia comunque è particolarmente sensibile e attivo nell'organizzazione di iniziative per le donne già dal mese di ottobre, e sono molte le associazioni coinvolte, la LILT in primis. Ritengo che queste iniziative siano molto importanti per un confronto tra noi, per vedere effettivamente quale può essere la realtà che ci possa far star bene, in effetti, far conoscere e condividere con altre donne i progetti e sostenerci chiaramente in questo mese molto importante. I resti di una villa di epoca romana la cui esistenza era nota fin dalla metà del Settecento sono stati portati alla luce sulla spiaggia di Bibione. La struttura rappresenta un unicum sia per lo stato di conservazione che per le possibilità che offre alla ricerca. Nelle prossime settimane gli archeologi inizieranno le indagini che dureranno fino a fine mese. Nelle intenzioni del team c'è anche l'organizzazione di un'apertura straordinaria al pubblico. E oggi invece a San Servolo inaugurazione di una mostra dedicata alla storia delle donne in manicomio. E abbiamo deciso di rappresentarle ognuna con una foglia in cui è riportata l'età che avevano quando sono entrate al manicomio, il nome, perché in realtà era la loro unica proprietà, e il numero di giorni che hanno trascorso al manicomio, che per alcune è stata, per molte è stata tutta la vita. Quante donne sono entrate in manicomio a Venezia nella prima metà del Novecento e quanta parte della loro vita vi hanno trascorso o perduto? Dalle buste dell'archivio storico degli ospedali psichiatrici veneziani riaffiora la storia di oltre 10.000 donne ricoverate nelle isole di San Clemente e di San Servolo dal 1900 al 1950. Sì, erano tantissime e l'idea è quella di dare un impatto emotivo, cioè passando per questo corridoio così lungo e anche così adatto a questa cosa, si passerà attraverso un bosco di foglie e quindi di donne. L'archivio storico di San Servolo, collocato nella parte monumentale dell'isola, ordinato, inventariato e disponibile alla consultazione, è uno dei più antichi e ricchi archivi manicomiali. 50-60 mila cartelle cliniche. È stato il primo ospedale psichiatrico chiuso dopo la legge 180, esattamente 3 mesi dopo, il 13 agosto del 1978. Solo 50 anni. San Servolo è stato aperto, è stato un manicomio più di 200 anni, 260 mi pare. Quanta gente è passata di qua. La mostra, con ingresso libero, è visitabile fino al 16 aprile. A Venezia per la rassegna Classici Fuori Mostra il direttore della Mostra del Cinema Barbera fa il punto sui lavori per la prossima Mostra del Cinema.
A Venezia per l'inaugurazione di Classici fuori mostra, il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, scopre le prime carte del lavoro di selezione della prossima mostra. Io da mesi ormai sto già lavorando a preparare la prossima edizione, l'80ª della Mostra del Cinema, siamo già in piena selezione, vengo da 2 viaggi importanti a New York e Los Angeles e negli Stati Uniti per contattare gli studios e le case di produzione indipendenti di quel grande paese cinematografico e poi l'altro viaggio a Berlino in occasione del mercato internazionale del festival tedesco. Ho fatto un sacco di incontri, l'impressione che ci siano molti film interessanti nella fase di produzione. Da una situazione di difficoltà come la pandemia, che 3 anni fa ha ridotto gli spazi di proiezione, è nata anche l'opportunità di portare a Venezia i classici fuori mostra in continuità con il festival. Ecco la 4ª edizione della rassegna con cui la Biennale di Venezia, fino al 17 maggio, propone 10 classici restaurati al Cinema Rossini, con biglietti promozionali a 3 euro per gli studenti. Inaugurazione con Il Conformista, film del 1970 di Bernardo Bertolucci, e un pienone inatteso di pubblico. Le prime 2 edizioni di questa rassegna cittadina erano, come dire, un percorso obbligato, visto che il lockdown ci aveva costretti a cancellare dalla Mostra del Cinema di settembre la sezione Venezia Classici, ma il successo che quelle 2 prime edizioni hanno ottenuto ci ha convinti a continuare. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, tra poco l'edizione di Treviso, ora le previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. L'alta pressione protegge il nostro territorio e dunque il tempo si mantiene buono, lieve peggioramento poi a partire da lunedì. Vediamo intanto il dettaglio di domenica 5 marzo. Sul Veneto tanto sole in giornata con cielo da sereno a poco nuvoloso. Non si esclude in serata qualche locale leggera precipitazione, specie sulle zone centro-settentrionali della nostra regione. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime tra i 10 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno di mattino, probabile aumento della nuvolosità in giornata e nella notte saranno possibili delle piogge. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato al mattino, solo con qualche annuvolamento irregolare verso sera. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 16-17 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.